L'ex sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini, interviene oggi con una sua nota stampa chiedendo l'immediato ritiro dei conguagli sui consumi stimati di AICA, in quanto non corrispondono al consumo dell'anno indicato nelle bollette stesse e come imposto dalla determinazione ARERA 218-2016. Ne deriva un sistema di conteggi che addebita agli utenti consumi superiori con scaglioni tariffari più alti. Si chiede, continua l'ex sindaco Michele Termini, un intervento urgente dell'ATI e dell'ARERA affinché venga verificata la legittimità delle modalità di rilevazione dei consumi e dei criteri di calcolo applicati. A questo punto è lecito domandarsi se si tratta di gravi errori o di malafede. In entrambi i casi il dolo appare evidente. Un esempio concreto: una famiglia che ha un consumo annuo di 78 metri cubi di acqua indicato nella bolletta si ritrova un consumo stimato di 110 metri cubi in soli 8 mesi. È evidente l'assurdità di tali dati. Questo meccanismo porta le famiglie a essere collocate nelle fasce più alte del consumo, con l'eccedenza tariffata a prezzi esorbitanti come se si trattasse di un bene di lusso. C'è da verificare, continua Michele Termini, anche il numero dei tentativi di lettura riportati in bolletta, poiché, secondo l'articolo 7.5 della deliberazione ARERA 216 del 2016, il tentativo non è andato a buon fine, deve essere comunicato all'utente, altrimenti il mancato raggiungimento di 2 tentativi di lettura darebbe luogo a un indennizzo automatico all'utente di 30 euro. Una situazione inaccettabile, conclude l'ex sindaco di Campobello di Licata Termini, che unitamente al mancato accredito del bonus idrico e per il mancato rimborso del deposito cauzionale per le 30.000 utenze e circa 90.000 persone, sta mettendo in difficoltà gli utenti, in particolare quelli più fragili, e per questo si chiede un intervento immediato, in particolare dell'ATI idrico Agrigento 9, ente deputato al controllo di AICA.